Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore. La sua misericordia dura in eterno ed il suo braccio opera potentemente. Lui disperde i superbi di cuore e i potenti rovescia dai troni. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore. Innalza gli umili in alto fino a sopra i cieli. Oh, ricolma di beni quelli che hanno fame. A mani vuote lascia andare i ricchi, egli dona soccorso a Israele. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore. Anima mia, magnifica il Signore, perché ha fatto grandi cose. Anima mia, magnifica il Signore. 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 Magnifica il Signore. Magnifica il Signore. Anima mia ti magnifica, Signore. Anima mia ti magnifica, Signore. Anima mia ti magnifica, Signore. Anima mia ti magnifica.
la gloria va al tuo nome, oh Re. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, meraviglioso nei secoli, meraviglioso sei, meraviglioso Dio. Noi gridiamo a te, alleluia, 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 gloria a Dio. E benedetto sia Signore. Galati capitolo 5, dal primo versetto. State dunque saldi nella libertà col quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà in nulla. E da capo attesto che ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti alla grazia. Noi infatti, in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia, poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Voi correvate bene, chi vi ha ostacolato, impedendovi di ubbidire alla verità? Questa persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi nel Signore, che non penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la punizione, chiunque egli sia. Ora, quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito. Oh, si facessero pure anche mutilare coloro che vi turbano. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servitevi gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni gli altri. Amen. Allora, Paolo scrive ai Galati, perché all'interno della Chiesa dei Galati c'è stato un problemino che non era una cosa piccola, ma era una cosa anche importante, però li chiama fratelli e li vuole aiutare. E qual era il problema dei Galati? Che arrivato a un certo punto hanno pensato bene che era più importante la legge dell'Antico Testamento rispetto alla grazia che veniva da Gesù. E quindi, siccome in mezzo a loro probabilmente c'era uno o qualcuno che incitava loro di obbedire alla legge e quindi di farsi circoncidere, arrivato a un certo punto Paolo scrive e dice: no, guardate che il circonciso e l'incirconciso davanti a Dio sono uguali, o ti fai circoncidere o non ti fai circoncidere, non ha senso. Però se ti fai circoncidere perché pensi che possa essere un vantaggio per te, ti sbagli di grosso, non è un vantaggio per te. E a quanto pare questo tizio ha accusato Paolo. Da come leggiamo, arrivato a un certo punto dice: ma io non predico più la circoncisione, io predico la croce. Questo è il contesto della storia, ma noi vogliamo soffermarci un attimino su questa croce.
Versetto 11 dice: ora, quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito. Allora, abbiamo parlato in queste ultime settimane dello scandalo. Quindi abbiamo detto che lo scandalo coincide più o meno all'offesa. E Paolo ci dice che la croce è scandalo, è offesa. Perché ha offeso, tra virgolette, gli ebrei, ha offeso il loro modo di pensare, il loro modo di pensare alla religione, di pensare a Dio. Per loro è stata una grande offesa Gesù che si proclamava Dio e Gesù morto sulla croce. È stato uno scandalo. E quindi perché allora la croce è diventata uno scandalo per loro? È diventato uno scandalo. Noi sappiamo che Gesù ammonisce chi procura uno scandalo. Però lo scandalo della croce è lo stesso scandalo di cui parla Gesù, cioè del guai a chi scandalizza i piccoli. Ma sono due cose differenti, nel senso che se il significato è lo stesso, il contesto cambia. Il contesto della croce è diverso. Il contesto della croce scandalizza in quanto è salvezza. Quando Gesù dice alle persone, o dice a noi, non scandalizzate i vostri fratelli, significa non scandalizziamoli nel peccato. Quindi la croce non è peccato, è scandalo, ma non è peccato. Mentre quando noi diamo una cattiva testimonianza, noi produciamo uno scandalo. Quello scandalo di Gesù condanna. Ok? Ci siete? Questo deve essere chiaro. Perché è vero che noi possiamo offendere le persone, ma se noi offendiamo le persone per la verità che, che Cristo Gesù ha trasmesso alla nostra vita, e non è uno scandalo per il quale noi dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura di, tra virgolette, offendere le persone dicendo la verità. Dobbiamo avere paura se noi facciamo qualcosa che va contro quella verità e che il mondo guarda e ci guarda e dice: ma come? Tu proclami l'amore, proclami la croce, ma sei contro l'amore e sei contro la croce. Quello è scandalo, quando noi col nostro peccato testimoniamo fuori qualcosa che non rispecchia i cieli. Amen? Amen. Poi, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Quindi Paolo inizia a dire che cosa rientra nello scandalo, nell'offesa, diciamo così, giusto, tra virgolette, perché lo scandalo della croce è giusto, nessuno può dire che non è così, va bene? Che se noi ci muoviamo con amore e amiamo le persone, ma le persone si scandalizzano e quindi si offendono per questo amore, non è più un problema nostro, noi stiamo predicando la verità. Che è successo? Il versetto 13 è quello più importante, dove mi voglio soffermare di più. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Gesù ci ha dato un potere. Gesù stesso aveva un potere nelle mani. Gesù ci ha dato una libertà che è meravigliosa, unica. Noi abbiamo la capacità di dire no al diavolo, abbiamo la capacità di cacciarlo via, abbiamo la capacità di fare delle scelte che altri non possono fare o non sanno fare o il diavolo impedisce loro di fare, che sono in catene. Noi non siamo più in catene. Quindi Paolo ci dice che questo tipo di libertà però non è una libertà sciolta. Seppure noi possiamo agire in una determinata maniera, dobbiamo ricordarci che la nostra libertà ha un vincolo, che è il vincolo dell'amore. Quindi se io agisco nella mia libertà, ma la mia libertà può offendere qualcuno, pur essendo la mia libertà lecita, devo capire però io se quella libertà procura un danno al fratello.
Vi ricordate quando Paolo parla della carne sacrificata agli idoli? Che c'era quello che la carne non la mangiava e quell'altro non la mangiava. Secondo Paolo quella carne sacrificata agli idoli non era niente, uno se la poteva mangiare. Ma se quel gesto, io quindi ero libero di mangiare la carne, ma se quel gesto offendeva mio fratello, perché devo far sì che mio fratello che è più piccolo cade? E evito io di mangiare la carne. Andiamo a leggere Matteo, capitolo 17, versetto 24. Quando giunsero a Cafarnao, gli esattori di dramme si accostarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le di dramme? Egli disse: sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne dicendo: che ti pare, Simone? Da chi prendono i re della terra i tributi e le tasse? Dai propri figli o dagli estranei? Pietro gli disse: dagli estranei. E Gesù disse: i figli dunque sono esenti. Tuttavia, per non scandalizzarli, va al mare, getta l'ama e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca e vi troverai uno statere. Prendilo e dallo loro per me e per te. Amen. Bello, è un miracolo unico. Gesù non solo sa prima quello che Pietro doveva andargli a dire, ma sa anche prima dove che doveva trovare il pesce con lo statere. Così tanto per darvi un'idea, questo era perché Gesù parla così. Ora, perché praticamente questi esattori delle didramme erano degli esattori del Tempio, quindi non stavano raccogliendo, non erano tasse per i romani, ok? Erano tasse per il Tempio. Quindi Gesù dice a Pietro: ma io perché devo pagare la tassa a casa mia? Questo gli ha detto. Perché gli ha detto: secondo te i re a chi fanno pagare le tasse? Ai figli o agli estranei? Agli estranei. E io che sono figlio, perché devo pagare la tassa? Era lecito o non era lecito? Era lecito. Gesù lo poteva dire, poteva alzare la mano e dire: io non la pago la tassa, quella è casa mia. Amen. Però Gesù, per non provocare a scandalo i piccoli, che cosa ha detto? Va a pescare, prendi il primo pesce, tiralo fuori, prendi la moneta e paga per me e per te. Quindi Gesù che cosa ha fatto? Non ha usato la sua libertà per scandalizzare gli altri. E lo poteva fare. Era suo dovere, era suo diritto non pagare quella tassa. Anzi, lui doveva vivere delle tasse del Tempio. Però Gesù ha detto: no, io non li voglio scandalizzare, cioè non voglio neanche offenderli, voglio pagare la tassa. E miracolosamente lui mica lavorava, che pagava le tasse. Ok, miracolosamente Dio gli ha provveduto quella moneta, lo statere. Lo statere era 4 volte una dramma. La di dramma sono 2 dramme. È un dramma, lo so, però è così. Quindi, con lo statere pescato da Pietro, Pietro ha potuto pagare la tassa per Gesù e per se stesso. Questo ci dà anche un'altra bella notizia, che noi che siamo figli non siamo dovuti a pagare le tasse al regno dei cieli. Anzi, noi dovremmo vivere, perché i figli dei re vivono delle tasse del popolo. Noi che siamo figli del re, noi viviamo delle tasse del mondo. Noi dobbiamo vivere di quello che il regno ci passa, non dobbiamo più pagare le tasse. Questo ci dà una certa libertà spirituale. Ma se questa libertà deve scandalizzare il prossimo, allora è giusto che noi invece facciamo più di quello che ci tocca fare. O andiamo oltre i nostri diritti. Perché Gesù questo ha fatto, è andato oltre i suoi diritti. Ha guardato le persone e le ha amate. A me è sembrato che il comandamento dell'amore, che era quello di guardare ai piccoli, li ha amati e ha detto: va bene, pago la tassa. Ora, la parola qua, versetto 26, Pietro gli disse: dagli estranei. Gesù disse: i figli dunque sono esenti. Dì la persona accanto a te: i figli sono esenti. Amen.
figli, la parola greca per figli è uioi. Dì la persona accanto a te, uioi. I figli dunque sono esenti, parla di uios, e vuol dire figli legali, legalmente appartenenti ad una persona. Mentre un'altra parola è teknon, dì la persona accanto a te, teknon, che significa figlio di nascita, che appartiene al padre e alla madre, ed è un bambino immaturo. Teknon è l'immaturità del bambino, un bambino appena nato. E più o meno in italiano si potrebbe tradurre con piccolino mio. Piccolino mio, cosa sapete quando dicono? Ah, piccolino, gioia mia. Ecco, più o meno è quello. Quindi un bambino che è ancora piccolo, è legalmente proprietario di tutte le cose del padre e della madre, ma è piccolo. L'altra parola che è uios, i figli dunque sono esenti, parla di i figli uios, vuol dire invece che vuol dire anche figlio legittimo di quelle persone, ma è un termine più legale e indica un figlio maturo. Indica un figlio che è già grande e che già guardandolo nella faccia si capisce chi sono i genitori. O meglio ancora, si capisce dal suo modo di fare. Ok? I figli, in questo senso, quando noi guardiamo un bambino che è in mezzo a noi, per esempio, assomiglia tutta a sta madre, assomiglia tutta a sta padre, nel senso nel modo di fare, nel modo di parlare, certe volte anche nell'accento. Quello è un figlio che ha preso l'immagine dei genitori. Quindi quando ci dice che i figli quando ci dice che i figli uioi dunque sono esenti, parla dei figli che hanno preso l'immagine del papà e della mamma e si possono distinguere dal loro modo di fare, di pensare, dalla loro educazione. Amen? Ok. Quindi, tanto per darvi un'idea, Romani 8,14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli, uios, sono figli di Dio. Cioè quelli che sono legalmente nella loro maturità, hanno l'immagine di Dio, sono diventati figli di Dio, ma gli altri no, gli altri pure, ma ancora non sono immagine di Dio, sono sempre figli di Dio, ma non hanno l'immagine di Dio. È come quando nasce un bambino, è figlio, ma ancora non ha l'immagine del padre e della madre. E quindi deve crescere. Matteo 9,1 dice: ed egli, salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco gli fu presentato un paralitico stesso sopra un letto. E Gesù, visto la loro fede, disse al paralitico: figliolo, teknon, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Quindi questo è un figlio che è appena nato, ma ancora non conosce Gesù. Ok, Gesù lo chiama figliuolo, nel senso che lo vede piccolo e che deve fare qualche cosa per lui e quindi perdonare i suoi peccati. Perché vi sto dicendo la differenza di queste due parole? Perché molte volte noi siamo teknon, cioè siamo immaturi. Non siamo ancora uios, non siamo ancora maturi. Perché nell'immaturità ancora noi non capiamo quello che ci è intorno e certe volte ci sfuggono le cose per il quale Gesù ci parla e ci vuole dire cosa dobbiamo fare. L'uios invece, il figlio, quello che è già maturo, no, capisce al volo quello che Dio intende nella sua vita e vive in una certa serenità e tranquillità, tra virgolette, perché sa che suo padre è sempre là. Quando noi parliamo di padri e figli, umanamente parlando, ok? Quante volte i vostri figli si mettono a piangere perché voi dite no ai vostri figli o avete detto no ai vostri figli? Che cosa avete fatto in quel momento? Avete scandalizzato vostro figlio perché si è offeso.
Ci siete? Ma perché, tra virgolette, si è offeso e si è scandalizzato vostro figlio? Perché è vostro compito farli crescere, farli diventare maturi nel loro modo di vivere e di pensare nel mondo. E questo processo non è veloce, ci vuole del tempo. E anzi, più tempo passa, più voi dovete dare un insegnamento tale che cresce vostro figlio. Anche dopo che sono sposati, ancora voi potete dare in modo tale che vostro figlio ancora cresca. Va bene? Perché dovete dare qualche cosa come genitori ai vostri figli. E i vostri figli in questo processo si offenderanno. Però più tempo passa, meno si offenderanno, perché vi conosceranno profondamente, perché crescerà insieme a voi, vostro figlio. Più tempo passa, più vostro figlio vi conosce. E più tempo passa, più vostro figlio capirà anche perché nel passato vi siete comportati in una maniera o in un'altra maniera. E quando avranno i figli anche loro capiranno ancora meglio il vostro modo di vivere, perché lo vorranno trasmettere ai loro figli. Ok? Quando noi pensiamo a Dio e pensiamo a Lui come a uno che certe volte non ci accontenta, noi siamo figli tecnon. Vuol dire che siamo ancora immaturi, perché ancora non abbiamo capito che Lui ha il controllo di ogni cosa e in un modo o nell'altro quel momento particolare nel quale siamo offesi con Dio in realtà serve per la nostra crescita. In realtà ha uno scopo nella nostra vita. Pensate ai vostri figli quando erano piccoli e voi dicevate no in alcune cose, loro non lo capivano, ma voi lo capivate. Loro si offendevano, ma voi andavate tranquilli, perché voi sapevate come crescere i vostri figli. Il Padre è uguale. Dio si rivolge a noi nella stessa maniera. Amen. Ora i Galati erano diventati figli di Dio, ma avevano dimenticato la loro figliolanza e avevano detto no, per noi è meglio la legge, per noi è meglio fare altro. Questo loro modo di fare aveva fatto sì che, poveretti, erano ritornati indietro, cioè erano decresciuti, anziché crescere, erano decresciuti. E Paolo gli stava aprendo gli occhi, gli stava dicendo non è così. Non guardate alla legge umana, guardate alla legge spirituale, guardate a quello che Dio ha fatto per voi. È come se all'improvviso hanno pensato che era meglio farsi le ossa a modo loro senza più un padre, senza più avere il sostegno del padre, il no di un papà, il sì di un papà. E noi certe volte siamo così, nel senso che quando le cose non ci convengono più, noi ritorniamo alla legge perché la legge ci piace di più. O un altro motivo per cui i Galati si sono inceppati è perché i Galati hanno pensato che forse era meglio fare qualcosa per Dio per piacergli. E anche questo è un errore grande, perché è vero che noi facciamo cose per piacere ai nostri genitori, ma se noi le facciamo perché dobbiamo ricevere qualcosa dai nostri genitori, abbiamo capito male. Perché nel momento in cui Dio ci dirà di no, noi ci offenderemo. E saremo offesi in maniera anche importante nei suoi riguardi. Quando Dio dice no, perché noi ci siamo... Come funziona? Quando il Signore ci dice no in una cosa, ma tutti e ce li chiandavo li chiovalo Signore. Questa è la classica frase. Ma perché il Signore non mi ascolta? Perché il Signore non mi dà retta? Perché il Signore è qua? Perché il Signore è là? Ma io che ho fatto sempre tante cose buone, ma io che ascolto sempre, ma io che faccio questo, ma io che faccio quello, perfetto. Quello è il momento della tua prova per valutare la tua vita com'è nei riguardi di Dio. Se lo ami a prescindere o se l'offesa verso di Lui prende il sopravvento. Non possiamo essere così con Lui, perché ci dimentichiamo che Lui è Dio, è buono, è Padre. Anzi, sono proprio in quei momenti noi dobbiamo adorare di più e amare di più a prescindere, perché quelli di fuori devono vedere che nonostante noi stiamo attraversando un momento, tra virgolette, difficile,
noi lo stesso amiamo Dio. Non critichiamo Lui per come si sta muovendo. Perché ricordate che quando noi critichiamo Dio, quando non ci ascolta, noi stiamo criticando noi stessi, stiamo buttando un giudizio su di noi quando i nostri figli piangevano e ci dicevano: "Va, mamma, dammi un altro pezzo di cioccolato." E noi dicevamo no. Amen. Salmo 1, versetto 1. Beato l'uomo che cammina nel consiglio... Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nelle vie dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori. Ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella stagione e le cui foglie non appastiscono, e tutto quello che fa prospererà. Ora, un albero. Voi ce l'avete presente quando piantate un albero? L'albero, il semino, non lo so, certe volte si pianta direttamente la pianta. Quest'albero, è vero, è messo ai rivi di un ruscello dove scorre sempre l'acqua, ma voi pensate che attorno a lui non ci siano tempeste, non ci siano piene di quel fiume che, che il fiume può straripare e colpirlo più duramente, può venire una bella nevicata, non lo so. Secondo voi gli alberi stanno lì tranquilli senza che niente gli accada attorno? No. È ovvio che le intemperie esterne fanno sì che lui invece si fortifichi. Le sue radici, nel momento in cui hanno una sollecitazione esterna, devono necessariamente rendere l'albero più stabile, quindi vanno più in profondità. Più cresce l'albero, più diventa stabile. Quindi un albero piccolo, se ha all'improvviso una tempesta importante, può essere sradicato, perché le sue radici non sono ancora ferme nel terreno. E noi siamo così. Quest'albero, noi siamo quest'albero meraviglioso che grazie alla parola di Dio, cioè più noi conosciamo Dio nelle profondità, più la nostra vita matura, più le nostre radici sprofondano. Ma queste radici non sprofondano soltanto perché conosciamo Dio, ma perché le intemperie che sono attorno a noi ci fortificano. In realtà noi arriviamo ad una maturazione tale che qualsiasi cosa possa esserci attorno a noi siamo fermi in Cristo Gesù. Questa è quella differenza tra teknon e uius. Ci siete? Noi siamo figli, ma non c'è dubbio che noi siamo figli. Ma a che livello è la nostra crescita? Ci offendiamo ancora con Dio, perché stiamo parlando soprattutto del nostro rapporto con Dio. Ancora ce la prendiamo con Dio quando Dio dice no? Ancora ce la prendiamo con Dio quando attorno a noi c'è tempesta e preghiamo e ci inginocchiamo e diciamo: Signore, evita questa tempesta nella mia vita? No. Le tempeste nella vita avverranno, io ve l'ho detto sempre, anzi ci dobbiamo preparare alle tempeste come? Conoscendo, entrando nella profondità, conoscendo l'amore di Dio nella nostra vita. Certe volte, sapete da che cosa dipende il nostro non conoscere Dio? Dalla nostra bravura. Nel senso che più io sono bravo, più faccio a meno di Dio. Anche se io adoro Dio, ma se tutte le forze sono incentrate in me, ok? Pigliamo Pietro. Pietro, che molti dicono che era una persona paurosa, codardo, che era uno che era timido, così un po' che si nascondeva, ma Pietro ha tirato fuori una spada un giorno e ha tagliato l'orecchio ad una persona, al servo del sommo sacerdote. Cioè, Pietro non era uno che aveva paura, anzi era uno che si portava la spada appresso e che nel momento giusto la sfoderava. Che cosa vuol dire questo? Che Pietro era pieno di sé, aveva tante rivelazioni, amen, gloria a Dio, aveva tante rivelazioni, conosceva Gesù in maniera meravigliosa.
Ma poi che cosa è successo? Quando si trovò nel cortile e da lontano c'era Gesù, una serva gli ha detto: ma tu non eri con Gesù? E Pietro disse: no. Una serva, ha avuto paura di una serva, cioè del servo del sommo sacerdote e delle guardie romane? No, ma di una serva se l'è fatta sotto. Che cosa è cambiato in Pietro quando Gesù poi gli ha detto: mi ami tu Pietro? E Pietro disse sì. Che cosa è cambiato in lui? L'orgoglio, non c'era più l'orgoglio, ha dovuto attraversare quella tempesta perché Gesù doveva sradicare il suo orgoglio, cioè il suo sentirsi ok, per trasformarlo in una persona nuova e diversa. In questi giorni è da tanto che io faccio un sogno. In questo sogno ci sono io che sono vestito dell'armatura, una bella armatura con una spada, e un diavolo mi attacca. Ogni tanto io lo colpivo, ma era più facile che lui colpiva me. Più volte, sì. Più volte è capitato in questo sogno che io ricevevo anche ferite mortali. Lui se ne usciva con niente, ma io ricevevo ferite mortali. E in questo sogno c'era Gesù che mi veniva incontro, toccava le mie ferite e mi guariva. Faccio, che bello, quindi vuol dire che sono pronto di nuovo per combattere. E questo sogno l'ho fatto tante volte, non ripetutamente, ma è un sogno che faccio da tanto tempo, finché un giorno, una notte, questo sogno cambia. Ed è stato più o meno quando abbiamo fatto il digiuno. Abbiamo fatto un digiuno io e mia moglie di qualche giorno. L'ultimo giorno era un sabato, no, il giorno prima forse è stato, sì, ho fatto di nuovo questo sogno, ma questo sogno stavolta era diverso. Io ero sempre rivestito con l'armatura, avevo sempre la spada in mano, ma era come se io ballassi. Come fanno due persone che ballano? Una balla, di solito la donna e l'uomo accompagna la donna. Ecco, nell'accompagnare la donna questo ballo diviene perfetto. Era come se nel sogno io avessi Gesù dentro di me che ballava dentro di me. Lui ballava, ma accompagnava le mie mosse. E io avevo capito finalmente perché non vincevo sto benedetto diavolo. Quella notte, diciamo così, se n'è andato, punto, è finito. Se n'è andato anche con le mazzate giuste. Perché io volevo fare con le mie forze. Io avevo tutti gli strumenti divini, l'armatura di Dio, la spada, ma con le mie forze volevo sconfiggere uno che era più grande di me. Non mi vinceva perché c'era Gesù poi che mi veniva a guarire. Ma la realtà è quella che noi vogliamo fare le cose con gli strumenti spirituali, ma a modo nostro. Noi siamo figli immaturi finché non capiamo che l'immagine di Gesù deve essere noi, uios, cioè l'immagine, noi dobbiamo somigliare a Gesù, Gesù deve essere noi. Ora, quando una coppia balla, non è che una diventa la marionetta dell'altra. C'è una sincronia perfetta, ma in questa sincronia perfetta l'uno porta l'altra. Perché se tutti e due hanno a comandare, finì, non c'è più ballo. Ma in un ballo perfetto uno accompagna l'altra e c'è la perfezione. E in quel sogno io ero come se ballavo. Gesù ballava con me ed era lui però che mi portava. Quindi noi dobbiamo iniziare a prendere questa immagine di Gesù dentro di noi. Basta. Non è neanche una resa. Non pensate che sia io mi arrendo a te Gesù. Ah, che belle parole, va bene. È meraviglioso, ma non c'entra niente neanche la resa, perché significa diventare poi delle persone passive. Gesù non ci vuole passivi, Gesù ci vuole attivi. Ma in questa attività Lui vuole che la sua immagine sia in noi, in modo tale che sia Lui ad indicarci come fare, sia Lui a muoversi in noi. Non passivamente, attivamente. Guardate che molte cose non dipendono neanche da Lui, dipendono più da noi, da come noi siamo a immagine di Gesù. Più noi somigliamo a Cristo, più noi abbiamo la capacità di fare come le cose che ha fatto Gesù.
più noi cresciamo, più noi arriviamo a quella maturità spirituale tale che veramente possiamo muovere le montagne. È vero, nel nome di Gesù muoviamo le montagne, ma quando nel nome di Gesù qualcosa non avviene, non è perché il nome di Gesù non funziona, no, è perché Gesù vuole che noi maturiamo in qualcosa che noi magari non capiamo e quindi ci dobbiamo fermare e dire: Signore, illuminami, parlami, qual è il problema? Sicuramente il problema sono io, perché non possiamo dire che Gesù è il problema. È giusto? Sicuramente il problema sono io. Dimmi dove è il problema, che io mi voglio correggere. Amen? Ci vogliamo alzare? Vogliamo ringraziare il Signore. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, vogliamo venire, Signore, davanti a te, vogliamo rinunciare, Signore, a tutte le nostre bambinaggini, a tutte le nostre immaturità. Vogliamo, Padre, nel nome di Gesù, che il tuo Spirito ancora ci riempia, che metta, Signore, dentro di noi questa gioia nel ricevere questa parola. Gioia, Signore, nel far crescere in noi questa parola, nel farla maturare, nel renderla carne viva dentro di noi. Spirito Santo, vieni, fa, Signore, che la tua parola, la parola di questa sera, possa farci guardare a noi stessi e farci fare una bella autoanalisi. Signore, noi non vogliamo più essere bambini immaturi, bambini che aspettano tutto da te e si offendono quando tu dici no. Spirito Santo, nel nome di Gesù, vieni, parla ai nostri cuori. Vogliamo, Signore, questa sera proclamare, dichiarare che noi vogliamo crescere. Noi vogliamo, Signore, rinunciare a ciucciotti, vogliamo rinunciare alle culle, vogliamo rinunciare al latte materno. Nel nome di Gesù noi vogliamo iniziare a crescere spiritualmente. Vogliamo quell'immagine di te dentro di noi. Vogliamo che le persone guardino i nostri volti e il nostro modo di fare. E vogliamo, Signore, che guardandoci dicano: veramente questi sono figli di Dio. Veramente appartengono a Gesù. Vieni, Spirito Santo, a trasformarci. Compi, Signore, questo miracolo potente nella nostra vita. È tempo, Signore, che ognuno di noi, come un albero, cresca e metta radici profonde. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù. Riempici con la tua grazia, Signore, con la tua gloria. Non possiamo, Signore, sempre trascinarci dietro il passeggino per avere l'occasione di metterci a sedere ed essere trainati da te, Signore. No, Signore, non vogliamo più essere come dei mocciosi spirituali, incapaci, Signore, di dimostrare che tu sei il Signore dei Signori. Nel nome di Gesù intervieni, Signore, con potenza e con forza. Stendi la tua mano su ognuno di noi, stendi la tua mano ora, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Vogliamo rinunciare, Signore, al nostro essere piccoli. Signore, oggi noi dichiariamo che vogliamo iniziare a crescere, vogliamo fare vedere agli altri che siamo maturi in te. Qualsiasi siano le circostanze, tu sei con noi e vogliamo avere questa piena fiducia in te, nel nome di Gesù. Come Gesù, che non ha parlato e non ha aperto bocca mentre lo condannavano, mentre lo ingiuriavano e mentre lo portavano sulla croce, non ha detto niente, eppure poteva parlare, eppure poteva veramente gridare agli angeli del cielo per difenderlo. Non ha detto niente, Signore. Ha preferito lo scandalo della croce per la nostra salvezza. Lui sì che era maturo, perché sapeva che ogni cosa era nelle tue mani. Signore, noi vogliamo prendere questa immagine. Per il bene degli altri vogliamo dimostrare la nostra maturità spirituale. Nel nome di Gesù, Signore, te lo chiediamo. Grazie, tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Benedetto in eterno sei, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore, al tuo santo nome. Amen. Grazie, Gesù. Questa preghiera che giunga al tuo trono, fai scendere la tua unzione, la tua unzione.
tuo amore